Rieccoci, lei Pipitone non so che deve uscire presto, però noi staremo qui dopo questa discussione che continua e ripetiamo le cose fino all'1, fino alle 2 di notte, lei ha capito, non è un problema. C'era Pietro Bea che diceva non sono d'accordo sui tamponi con l'autocertificazione, per quale motivo? Sì, una premessa fondamentale, il vaccino è libertà e grazie al vaccino stiamo sconfiggendo la pandemia. Mettere l'obbligo vaccinale è importante, visto che prima si parlava di tempi burocratici, faccio presente cosa è necessario probabilmente per mettere l'obbligo vaccinale in questo momento. Ora come ora la Food and Drug Administration, che è l'equivalente dell'EMA e dell'AIFA americano, ha sostanzialmente completato le procedure di controllo del vaccino Pfizer-BioNTech, se non sbaglio anche del vaccino Moderna. Ci vorrà poco perché lo facciano le istituzioni europee e l'istituzione italiana, di conseguenza da quel momento lì... È venerdì il problema. Esattamente, ma questo era per dare dei tempi, secondo me nel giro di un mese potremmo arrivare seriamente all'obbligo vaccinale. Nella limitatezza dei tempi in cui siamo... Mi domando perché il governo, se fra un mese, come dice lei, e non ho dubbi che non sia vero, perché se me lo dice lei ci credo, non si poteva fare un mese prima. È come sempre la perché comunque bisogna tenere sotto controllo i numeri e avere il coraggio di prendere anche dei provvedimenti fermi, tenendo conto di una maggioranza composita al cui all'interno purtroppo ci sono parti di forze politiche come il segretario della Lega che sono proprio contrari all'obbligo vaccinale. Quindi io credo che ci arriveremo, ma comunque non sarà facile. Da questo punto di vista l'impegno del Partito Democratico è assicurato e sicuro. Detto questo, scusate un attimo, anche quando parlano gli altri, Cesare, per cortesia, cioè non so più cosa fare con lei, il rispetto finché uno parla, prego. Da qui a venerdì, insomma, nella rapidità dei momenti, io credo che innanzitutto mettendo il Green Pass nei luoghi di lavoro si avrà comunque un aumento delle vaccinazioni e quindi anche la nostra limitata disponibilità di fare tamponi ogni giorno sarà meno necessaria perché avremo più persone vaccinate semplicemente per effetto di questo decreto. Detto questo, visto che il problema secondo me e anche secondo tutti mi sembra di capire è quello della nostra capacità di fare tamponi ogni 48 ore, cioè non abbiamo le risorse sanitarie per fare sostanzialmente quanto nel Padovano, 60.000 tamponi, 50.000, 60.000 tamponi ogni 48 ore, non ce l'abbiamo ogni giorno, allora io credo che non possiamo considerare strumenti tipo il tampone modello autocertificazione che io mi faccio da solo, perché si presterebbe inevitabilmente a abusi incontrollabili e finiremo sostanzialmente, lo so, ma finiremo alla fine per consentire a persone che non hanno la benché minima certificazione di essere negative al virus di circolare e magari di comprare un tampone già fatto. Cerchiamo di risolvere il problema per domani. Secondo me si può considerare, e qui apro uno spiraglio anche al dibattito, al dialogo con le altre forze politiche, perché credo che bisogna comunque trovare dei punti di condivisione per uscire da questa situazione assieme, credo che allungare i tempi di validità del tampone rapido, se noi aumentiamo le vaccinazioni fino all'85-90%, è una cosa che si può considerare e lo dico proprio in maniera oggettiva. Poi su questo bisogna comunque sentire la scienza, però ad esempio su questa cosa si è espresso oggi anche Pregliasco, ha detto che lui è abbastanza d'accordo, molto meno che con il tampone autocertificato che invece secondo me si presta ad abusi ed è un rischio. Bene, faccio una battuta, che voto aveva in comportamento lei quando andava a scuola? Spesso 7, però nei momenti buoni avevo quasi 8. E riusciva a coinvolgere quelli vicini di banco, immagino, perché parla lei, parla Bertì, parla... No, piano, è stato Bertin che mi ha coinvolto. No, lei immagini la cosa più grave di voi, che avete coinvolto che Pipitone mentre parlavano degli altri. No, e questa è una cosa ancora più grave. Non sono io il monello, va bene, anche Bertin non era una battuta per stemperare un attimino la situazione. Sabato sappiamo quello che è successo ovviamente a Roma, dei fatti davvero indecorosi, uso questo termine per non usare altri aggettivi più pesanti. Oggi noi siamo andati a intervistare Luca Leardini che è di Forza Nuova Veneto, sentiamo cosa ci dice e poi apriamo il dibattito sotto questo profilo.
ho visto un popolo molto arrabbiato, perché al di là che poi adesso c'è la caccia alle streghe, il fascismo, insomma cose che ormai penso interessi veramente poco a tutti quanti. Noi eravamo presenti, ma come il sottoscritto era presente come popolo, perché anch'io sono arrabbiato, ma giustamente non nego che siamo anche dai primi che hanno sempre combattuto questa gestione di questa pandemia, il modo di operare tutto quanto per arrivare a oggi con uno strumento politico, perché questo è del Green Pass, dove limita le libertà delle persone e adesso anche sul lavoro. Ecco perché forse la CGIL in questo contesto è stata poi anche presa di mira da un popolo, ripeto, arrabbiato. Non c'era una regia dietro che aveva pensato di creare una situazione del genere. La CGIL in questo senso è diventata quindi un obiettivo, non era un obiettivo scelto a caso, è questo che ci sta dicendo? L'obiettivo, dire che sia stato un obiettivo, no, non mi sento di dirlo. Sicuramente se il sindacato è questa ente che dovrebbe comunque far valere i diritti dei lavoratori, in questo caso che avevano preso insomma, una scelta, una direzione sul Green Pass contraria e che poi a metà strada giri un po' le carte, penso che questo abbia causato ancora più malessere nei confronti dei sindacati che insomma, mi sembra anche da un po' che ormai non aiutino più i lavoratori. Insomma. Io credo che comunque alla luce dei fatti, non dico che sia stato un obiettivo, però è un simbolo in questo caso dove la gente si riconosce o riconosce comunque qualcosa che non ha tutelato il loro lavoro, il loro diritto al lavoro. Ecco. E questo giustifica quello che è successo alla sede della CGIL? No, non giustifica sicuramente quello che è successo, per carità di Dio. Diciamo che però, com'è che si dice, tira la corda poi si spacca, no? Ecco, quindi io non so, vedo tanta gente che anche al giorno d'oggi magari critica questa cosa che si è visto appunto a Roma. È ovvio che poi il malcontento può sfociare in qualcosa di, in questo caso un po' più di violento che il solito insomma slogan o qualcos'altro, quindi è una cosa che, questo, ripeto, ormai la situazione è pesante insomma, ecco, quindi la gente non ne può più. Ma allora possiamo dire che Forza Nuova ha un po' aizzato anche quello che era il malcontento della piazza in questo momento o no? No, non credo che sia così. So che c'era Roberto Fiore, Giuliano Castellino, parecchi video che fanno vedere che sono sempre fuori dalla sede CGIL, quindi anche lì insomma, dire che loro abbiano fatto andare dentro le altre persone o caricato in qualche maniera queste persone per fare questa roba, no, assolutamente no. L'abbiamo sentito questa mattina. Da quello che è successo, condannabile ovviamente a 360 gradi, a queste affermazioni, Maldonado, lei cosa mi dice? Che era già una cosa preparata per un attacco alla CGIL da parte di esponenti dell'estrema destra oppure è stata casuale e nata lì? Non c'è nessuna casualità, al di là di quello che è materialmente successo, la devastazione di una sede sindacale, quello che è simbolicamente successo. Perché 100 anni fa il fascismo iniziò esattamente così, entrando e devastando le camere del lavoro. Adesso non me la si venga a raccontare. Quindi voglio dire, era un'azione evidentemente preordinata. Questo signore poi non sa neanche di che cosa parla perché parla di ente e quindi non sa neanche che storia abbiamo, o se la sa finge di non saperla e di non conoscerla. In secondo luogo dice delle falsità perché l'ho detto prima, è chiaro che era pretestuosa. La questione del Green Pass, noi abbiamo avuto una posizione chiara e siamo stati, l'ho detto, massacrati. Quindi era pretestuosa perché è evidente se si era lì in piazza per quella ragione poi ha assunto totalmente altri significati. Quindi voglio dire, su questo non c'è proprio da scherzare. Quello che è successo sabato rimarrà nella storia. Ed è evidentemente una situazione, lo dico senza giri di parole, perché noi sabato siamo a manifestare e sarà una manifestazione antifascista dove chiederemo che si applichi la 12ª disposizione della Costituzione ed è troppo tardi, che prevede che si sciolgano forze che si richiamano al fascismo. E qui non c'è né se e né ma, non c'è neanche da discutere e da interloquire. Spero di essere stato chiaro a questo punto. No, è stato chiaro. Lei quindi ha l'idea che questo sia un inizio di un ritorno al fascismo, questo comportamento che hanno avuto? Sicuramente sì, le dico, ha una valenza molto significativa, basta, voglio dire, leggersi i libri di storia oppure chi quella storia l'ha vissuta e l'ha raccontata.
Secondo voi Cesaro, Bertin... Beh, io non sono obiettivo, però ritengo che se adesso Landini andasse al porto di Trieste a parlare con i portuali e dicesse il vostro pericolo è il ritorno del fascismo, magari gli direbbero che non è propriamente così. Insomma, ecco, io ritengo che quello che è successo a Roma sia deprecabile da tutti i punti di vista, perché la violenza non si deve usare. Però derubricare la protesta, parlo di Roma, di 100.000 persone o 90.000, quelle che erano, e addebitando tutta la faccenda a questi esponenti di Forza Nuova, sembra che hanno invaso la sede della CGIL, e non si è dato il minimo risalto a quello che le altre 99.950 persone stavano dicendo e stavano urlando, penso democraticamente. 10.000 soltanto. Penso sì, vabbè, allora siccome Bean, tu non mi devi rompere i maroni, interrompermi sempre, perché oltretutto dici cazzate, no? Perché Piazza del Popolo che hanno fatto qua, che tu non sai neanche dov'è, che pensi che sia qui ad Agna, Piazza del Popolo piena tiene 68.000 persone, per cui era pienissima, ci sono le foto, se dopo Bean si informa su Topolino sono problemi suoi. Quello che volevo dire, il mercoledì quando esce, e lo so perché lo prendevo per il mio figlio. Bene, allora okay. voglio dirle, Marturano, che secondo me l'errore è stato fatto intanto di non bloccare chi voleva fare sto casino qua. Oggi la Morgese ha fatto una dichiarazione che è, dal mio punto di vista, politicamente aberrante. Non abbiamo fermato la tale persona, se no sarebbe successo un disastro. Ma è il ministro dell'interno, tu non fermi una persona se no succede un disastro. Ma stiamo veramente farneticando, e la Lamorgese, se non vado errato, è una dei più o meno vostri, insomma, ecco. Io ritengo Noi che siamo un'organizzazione. Sì, ha ragione, infatti più o meno ho detto, mi sono preso questa libertà. A Milano è successo che c'erano 15-20.000 persone e la manifestazione è sfociata in episodi di violenza, si vede come spesso succede, e lì era gestita dai centri sociali, dai movimenti anarchici, questo è agli atti. Allora cosa diciamo? Che a Milano, perché non è stata assaltata la sede della CGIL, non c'è nessun rischio, non c'era nessun pericolo, era una violenza fra virgolette buona, invece a Roma erano tutti delinquenti. No, a Roma 99.500 persone, o quelle che erano persone che manifestavano democraticamente, democraticamente, perché secondo me, e voi che di democrazia ne sapete sicuramente più di me, perché è un termine che a volte faccio fatica a interpretare, la democrazia è un sistema che deve salvaguardare le minoranze. Quando voi parlate è solo un 20%, com'è che li hanno definiti? Sorci, gente su cui bisogna sparare, Cazzola, ed è ancora intervistato in TV, gente evasori sanitari, sono stati definiti nel peggiore dei modi i Novax prima e i No Green Pass adesso. La vostra democrazia sarebbe quella che deve tutelare queste persone, perché il sistema democratico, voi dovreste insegnarmelo, è il sistema che salvaguarda le minoranze, non che le discrimina e le perseguita. Cesaro, ma io guardi Marturano, no, ma mi scusi, fa delle considerazioni. Nel momento in cui noi abbiamo detto, e il direttore non mi ha fatto la domanda prima, voglio dire, ma non importa, noi abbiamo detto la gratuità dei tamponi, perché è chiaro che spacchi il mondo del lavoro. Però avete cambiato idea poi. Ma non è vero, ma Cesaro si informi, non abbiamo mai cambiato idea, abbiamo tenuto la posizione dicendo l'obbligo vaccinale, per quello dico Marturano, che io guardi, penso sia la seconda volta che la vedo, ma io la rispetto come persona, vabbè, un po' meno come sindacalista per quello che pensa, però ma questo è un discorso politico che non c'entra nulla con l'aspetto empatico che lei oltretutto ha nei miei confronti, sarà anche per la capigliatura. Ma quello che voglio dirle è che vedere Landini su 2 gradini più basso, perché Landini è più alto di Draghi, e vedere Draghi che abbraccia Landini, cioè il banchiere che abbraccia il capo del più grande sindacato, mi scusi, è una mia opinione, potete cassarla quando volete, vedere il più grande, il segretario del più grande del sindacato italiano abbracciato dall'esponente di punta dei banchieri transnazionali, ecco, a me ha fatto un po' di impressione, glielo devo dire con molta sincerità, non è una bella immagine per il Presidente del Consiglio, scusate, sta lavorando è il primo Presidente del Consiglio che viene ed entra in una sede sindacale della CGIL, perché è successo il fatto che è successo, esatto, è la prima volta nella storia della Presidente, poi era anche comodo, era lì vicino, insomma, ecco, Palazzo Chigi, un richiamo a 500 metri inquietante, ma e quindi non scherzate
perché io non metto in dubbio che è stato un atto assolutamente deprecabile da condannare, come hanno fatto tutti, no? Come hanno fatto tutti. Quello che voglio dire è che si è messo a tacere la protesta legittima, democratica di altre centinaia di migliaia di persone che non sono d'accordo con quello che sta succedendo. Cesare, mi scusi. No, io ho finito, no, va bene. Su quelle altre persone che hanno protestato nelle piazze a Padova tantissime diverse migliaia, volte, io ci vado spesso a queste manifestazioni. Tutto il Veneto al sabato viene a protestare a Padova, è legale, è corretto, lo fanno. Noi abbiamo già parlato di quello, delle proteste, la trasmissione è stata improntata per quelli che non si sono vaccinati e per quelli che non hanno il Green Pass. Ora stiamo parlando di quelli che sono andati a devastare un luogo storico importante, perché se guardiamo gli altri paesi, Germania, Docet, ci insegna che il sindacato e il governo vanno a braccetto e fanno delle grandi cose. Qui è un po' diverso perché anche qui succede quello che succede. Come si fa a non deprecare questi fatti? Dai, è normale, è ovvio. Mi scusi Cesaro, non può ragionare con gli 80, 90, 100.000 quelli che abbiamo discusso tutta la trasmissione, perché sono quelli che non vogliono il Green Pass. Discutiamo di quelli che hanno avuto un comportamento condannabile sotto tutti gli aspetti. Mi perdonerà se ho avuto questa digressione con Marturano, io penso che l'ho fatta in maniera molto decente, cioè, voglio dire, è una mia opinione. È stato un fatto, se volete che parli con un copione. Stiamo parlando proprio, è stato un fatto isolato o è una preoccupazione, come diceva Marturano, che può avere un seguito, quello che è successo sabato? Ma guardi, ritenendo che ciò che è successo è grave, è ancora più grave nel momento in cui viene annunciato, perché stamattina a Radio 24 ascoltavo Mieli che ammetteva di non essersi accorto nemmeno lui, Mieli cioè di non essersi accorto nemmeno lui che dal palco della piazza 2 ore e mezzo prima si annunciava l'assalto, quindi la gravità di tutto è non essere intervenuti perché ciò si evitasse. Perché quando ci sono questi fatti così gravi, il comportamento della polizia è di attendere e di non mettersi in mezzo per non creare altro panico. Succede molte volte. 2 ore e mezzo prima qualcuno manda magari a proteggere, perché devastano una sede, una cosa, aggrediscono delle persone, poi può diventare un caso ancora più pericoloso. Quindi nel momento in cui c'è un avviso di rischio, il compito di chi tutela la sicurezza pubblica è quello di prevenire, non di correre solo in aiuto, ma anche di prevenire. E questo spero che avvenga prossimamente, se dovesse succedere ancora, proprio per non andare a un'escalation peggiore, no? Perché se tu non intervieni quando c'è il rischio di un fatto così grave, il rischio è che qualcuno poi si senta anche libero di farlo ancora, o si senta anche nella possibilità perlomeno di farlo ancora e farlo anche in forma Quindi grave. È preoccupato? Sono preoccupato se non c'è la capacità di gestire la sicurezza pubblica come si deve, perché i fatti di aggressione, oggi successi ovviamente alla sede CGIL in maniera grave, ma successi anche in altre occasioni, in altri contesti gravemente, hanno bisogno sempre, non solo in un caso, hanno bisogno sempre di una risposta precisa, decisa e nel momento opportuno. Perché il messaggio che nessuno può andare oltre a quello che è lecito, e in questo paese la cosa lecita è ciò che descrive le leggi e la democrazia in cui viviamo, deve essere un messaggio a tutti. Ecco. Questo è quello che ovviamente poi è chiaro che è stato un simbolo, no? L'attacco alla sede del CGIL è stato un simbolo di attacco politico, poi questo penso sia chiaro. Non è che queste frange estremiste usino questi periodi, questi momenti proprio per farsi vedere, farsi notare, indipendentemente, però alla fine non gliene importa nulla dei vaccini o meno, ma vanno lì proprio per farsi vedere e farsi notare? Questo può essere, sì, infiltrazioni di frange o di destra o di sinistra ci possono essere sempre comunque, anche qui a Padova quando fanno le manifestazioni dove partecipa anche ogni tanto, impedendo alla città di lavorare chiaramente. Però... perché impedisce alla città di lavorare? Lo dice Bertini, cioè voglio dire, le manifestazioni... se l'ha visto, vuol dire che ma è insomma vero. devi prenderla col prefetto o col questore che le autorizzano. Se voi dite che vendere un paio di occhiali in più o una maglietta in più e noi facciamo a meno di manifestare è corretto così, vabbè, vi fate una democrazia per conto vostro. Però è da condannare assolutamente quello che è successo. Ecco, ma non manifestare, Bertini, manifestare è un diritto, penso che anche la CGIL Ho detto solo quelle che partecipano, stiamo parlando di questo, impedendo
un attimino. Ma tutti impediscono, cioè quando fai una manifestazione, per fare una frittata, Bertini, bisogna rompere 2 o 3 uova, cioè purtroppo rompiamo le scatole, o rompono, salto 2 volte o 3 volte, io non ricordo, ecco, però non è che abbiamo assaltato nessuno, abbiamo manifestato. No, ma quella succede anche a Padova, le infiltrazioni ci sono. Le ho fatto una domanda a lei, Patrizio Bertini, e lei l'ha coinvolto, e quindi se si intromette è colpa sua. Perché vai cerca proprio, se le cerca. Sì, perché così animiamo un po' il dibattito. No, l'abbiamo già Cesaro si annoia, ma al di là di questo è da condannare assolutamente quello che è successo a Roma. E molto probabilmente è vero, si doveva intervenire prima, perché dopo queste cose fanno storia e dopo possono essere replicati in maniera più anche pesante. Sì, ma ripeto, io ho visto molte, e conoscendo anche la Digos, conoscendo molte della cella, delle volte proprio non intervengono per evitare che accada, cioè è facile dirlo il dopo, capito? Sì, controllare. Non vale trovare una giustificazione. Però non è che stiamo parlando di intervenire quando hanno assaltato la sede. No, perché quella è una cosa. Stiamo parlando di intervenire prima quando c'è un rischio. Ragazzi, è complicata la situazione. È molto complicato. Direttore, voglio vedere, vai a prendere uno e ce lo Antonino, è molto complicato. Antonino, ma non puoi mettere tre agenti fuori dalla sede della CGIL. Erano 3 agenti fuori. Ma chi pensa che attacchino la sede? L'hanno detto 2 ore prima, mi scusi, io non vorrei dirlo. Lo sai quante volte dicono Cesaro vorrei ammazzarti come battuta, mica la mano. Capito, dai. Però voglio dire, no, vengo con tutti. Chiedo scusa poi a Marturano se prima non ho chiesto di vaccini, mi è sfuggito, però può dirlo, può intervenire se mi dimentico. Perché è un po' che fatica, sa, con queste trasmissioni fare i tempi giusti. Prego. No, stavo dicendo che ovviamente nel momento in cui è stato annunciato mandi prima in prevenzione, magari invece di 4, 5, 6, erano poliziotti, magari mandi qualcuno un po' di più per cercare di... Poi se la cosa è ancora più grave... Però è successo... Però posso permettermi una cosa, proprio che entra anche il mondo del lavoro, e quello che si diceva prima dei tamponi, cosa da venerdì, l'ho ascoltato e avevo necessità di rispondere una cosa. Se c'è stato se ci sono stati luoghi dove c'è stato il minor rischio di trasmissione e contagio di focolai, sono stato il mondo del lavoro. Perché questo per garantire che chi lavora, ovvero operai, persone che lavorano dipendenti, e gli imprenditori, hanno tutelato la salute di tutti negli ambienti di lavoro fin dall'anno scorso. Vorrei ricordare che le aziende sono state aperte dopo il lockdown dell'anno scorso e non hanno più chiuso. E il minor rischio di contagio è venuto nei luoghi di lavoro. Sborò, mi scusi se le interrompo, mi scusi un attimo solo, a sostegno di quello che sta dicendo, è stato il primo atto che abbiamo fatto, anche scioperando all'inizio. C'è fra imprenditori e ovviamente mondo del lavoro c'è stato un accordo comune di tutela, le misure di sicurezza che sono intervenute, nel caso succedesse un caso, l'isolamento immediato, c'è stato un processo condiviso, che ha garantito la funzionalità delle imprese dall'anno scorso dopo il lockdown fino ad oggi senza problemi. Quindi non c'è, visto l'esperienza, il rischio oggi con l'80% di vaccinati di un'esplosione del contagio all'interno del mondo del lavoro, perché di questo stiamo parlando. Quindi quando si parla di trovare una soluzione da venerdì dell'autosomministrazione del tampone, dell'autosomministrazione del tampone, e parliamo di dire ma chissà quanti potrebbero imbrogliare, vuol dire prendere in giro e offendere anche tutto quel mondo del lavoro e delle imprese che per un anno hanno garantito una sicurezza. Perché se io do l'autosomministrazione tout court, ma solo per il lavoro, dove l'impresa, come oggi gli chiedi di tenere la certificazione di chi ha il Green Pass, 20% di controllo, gli dici che deve tamponare, deve tenere i tamponi in registro di tamponi per una settimana. Guardi, non è l'impresa e il mondo del lavoro che fa il furbo e, come è stato detto, sembra che falsifichi qualsiasi carta. Abbiamo parlato prima di questa cosa. No, lo dico perché prima è passato... degli episodi accaduti alla CGIL. No, me lo deve permettere, prima è passato un messaggio come che fare l'autosomministrazione del mondo del lavoro sembra che tanto se puoi fare falsi, firme, falsità, Green Pass falsi. È stato detto questo.
è un modo per offendere chi per un anno... Ma che offendere è possibile, Boron, non complichiamo ulteriormente un quadro normativo difficile, questo sto cercando di dire, non mettiamo perché vuol dire non conoscere cosa vuol dire abbiamo discorso da qua, di là, parlano persone che nel mondo del lavoro sulla CGIL. Non mi stia a fare arrabbiare Pipitone. Pietro stava parlando. Torniamo all'argomento che stavamo trattando prima. Sa cosa vuol dire lavorare. Va bene, qua lavoriamo tutti, Boron. Il problema è che, dai, insomma, semplicemente ritengo che mettere le autocertificazioni coi tamponi andrebbe a incasinare ancora di più una situazione che non è facile da gestire. Sono disposto a parlare di allungamento della validità dei tamponi rapidi. Abbiamo la disponibilità. Vabbè, ok, bene, mamma mia, ha proprio una grande sensibilità democratica lei. Io cerco un punto di incontro e lei cerca di sotterrarmi. Complimenti, complimenti. Quando ci sarà interrompe, parla 2 ore, cambia argomento, uno le dà la mano, lei si prende il braccio. La Lega proprio ha una capacità dialettica e dialogica incredibile. Non si può discutere con voi, è impossibile. Comunque, tornando adesso, torniamo a parlare di altre voi date gli ordini, gli altri obbediscono. Questo è l'ordine per l'ora della discussione. Ma è una roba incredibile. La supponenza e l'arroganza del modo che hanno di parlare è qualcosa di... È una roba che è insostenibile, cioè non riesce a trovare... Ma sa perché? Io chiedo... Si apra uno spiraglio di dibattito, di dialogo e sono supponente arrogante. Dimmi, quando sei andato in un'azienda a verificare come funziona il sistema di sicurezza Covid-19? Dimmi, quante volte? Ma non lo so, ma non è il mio lavoro, ma che razza di domande sono? Ma potrò avere la mia opinione e chiedere che si possa dibattere su un tema e non essere d'accordo con quello che dice lei? Stavamo parlando di tutt'altro, lei è tornato a parlare di quello che voleva lei, perché evidentemente si deve fare propaganda. Ora posso tornare a parlare della questione sull'assalto alla CGIL? Falsifichiamo noi in azienda, falsifichiamo tutto. Con la trasmissione, allora deve cambiare argomento. Abbiamo capito la strategia, molto banale, molto facile da capire. Io passo anche per un conduttore che non riesce nemmeno a moderare questa trasmissione. Pipitone deve andare via, lo terrò qui finché ovviamente voi fate casino, perché lui rimarrà qui, pagherà lui il pegno, perché non fa star zitto nemmeno lui. Stavamo parlando però, Fabrizio, di fatti successi a Roma. Nella prima parte... Ancora. Scusi, prima di entrare in questa trasmissione abbiamo firmato delle autocertificazioni, giusto? Giusto. Cosa dicono quelle autocertificazioni? Ma basta, stiamo parlando d'altro, abbiamo finito prima questo tema. Cosa dicono? Se lei è a posto, che sono a posto, bene, abbiamo falsificato documenti? Cosa vuol dire? Vabbè. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Le avevo detto che prima avevamo che parlare. Ma dai. Siamo quasi in chiusura, se mi permettete, perché il dottore deve andare fuori città. Molto rapidamente, qua non stiamo parlando della gestione dell'ordine pubblico. Parlavamo dei fatti, torniamo a parlare dei fatti dell'assalto alla CGIL. Perché vede Fabrizio, il presidente del sindacato di Padova ha detto che, segretario generale, scusate perché qui sono in confusione, chiedo scusa se sbaglio, ha detto correttamente che mi sono dimenticato di fare una domanda, però è intervenuto in maniera democratica, lei è intervenuto incazzato che Dio solo sa. Perché quello che è stato detto prima, che nel mondo del lavoro e delle imprese si falsificano le carte. No, ma hai detto questo, scusi, rivediamo la registrazione. Sì, così stiamo qui fino domani mattina. Ho detto c'è rischio di abuso di un sistema autocertificativo. Ha capito? Le tolgo il telefonino. Nel mondo del lavoro e delle imprese c'è un rischio di abuso. Devo chiudere termini. Gli imprenditori sulla questione dell'assalto alla CGIL e delle infiltrazioni di Forza Nuova nel movimento non Vax, non stiamo parlando della libertà di manifestare di quelli che non hanno partecipato all'assalto, né tantomeno della gestione dell'ordine pubblico, anche perché sulla gestione dell'ordine pubblico ci sarebbe da parlare di cosa ha fatto la prefettura di Roma, e ricordo che il prefetto di Roma l'ha nominato Salvini quando era ministro degli interni, quindi c'è un sacco di autocritica da fare. Detto questo, qua stiamo parlando di quello che una forza fascista ha fatto, infiltrandosi in un movimento che, per quanto troppo belligerante, aveva il diritto di manifestare, era premeditato assolutamente, l'abbiamo già visto
questo genere di manifestazioni, questo genere di capacità dei movimenti neofascisti di infiltrarsi in movimenti più ampi e cavalcare la rabbia delle persone. Ad esempio è successo anni fa col movimento dei forconi, è successa più o meno la stessa cosa. Quindi io penso che se dobbiamo dare la libertà di manifestare, di esprimere il dissenso e vogliamo evitare questi attacchi alle architravi della nostra democrazia come le organizzazioni sindacali, come le sedi di partito o qualsiasi altra sede democratica, noi dobbiamo andare a punire e scovare questi movimenti neofascisti. Quindi bisogna applicare il comma 2 dell'articolo 3 della legge Scelba e sciogliere con decreto Forza Nuova e tutte le organizzazioni neofasciste che si infiltrano in movimenti che hanno giustamente la possibilità di esprimersi e li direzionano per sabotare la nostra democrazia. E va fatto al più presto possibile. Questo è quello che chiedono il Partito Democratico. Pietro Bea, le domando, e se queste forze si uniscono in maniera, poi verrà fatto quello che dice lei, si riuniscono in maniera clandestina? Io credo che comunque noi avremo sempre gli anticorpi democratici per respingere queste forze, ma bisogna usare tutti i mezzi a nostra disposizione per evitare che facciano ancora danni di questo tipo. Bene, ricordo, direttore, mi scusi e chiudo, che il fascismo si affermò così, perché non si ebbe il coraggio della repressione in quel momento, proprio per le ragioni che diceva lei. Io vi faccio l'ultima domanda prima di chiudere, che è una risposta secca da parte di tutti. Perché abbiamo parlato, inizio da Fabrizio Borò. Dopodomani entra in vigore la legge del Green Pass. Mi può dire cosa succederà e se c'è un rimedio in tempi sintetici, molto sintetici, perché devo chiudere. O lei cosa farebbe? Io ho proposto, abbiamo proposto il tampone con auto. L'ho detto fin dall'inizio. Ho detto che da venerdì ci saranno molti problemi, e quindi, perché nelle aziende che stanno a casa i dipendenti non sono sostituibili. Mi aiuti a risolverli. E quindi, come ho detto fin dall'inizio, le soluzioni praticabili da subito sono l'allungamento della validità del tampone antigenico e dall'altra parte il tampone in autosomministrazione, perché il sistema pubblico non è in grado di sostenere solo in Veneto più di 300.000 tamponi ogni 2 giorni. Fabrizio, è stato chiarissimo, le due cose che sono davvero fattibili e le ha dette. Secondo lei, Bruno Ciso, perché al di là del problema c'è venerdì e quindi dobbiamo risolverlo. L'imprenditore, io vivo nel mondo del lavoro, non è che sia una roba virtuale così, che parlo di massimi sistemi. Io ritengo che verrà fuori un casino, perché in Italia lavorano una miriade di lavoratori stranieri che non hanno nessunissima intenzione di farsi il vaccino, di farsi il tampone, e stanno già rientrando a casa, l'ha detto prima Patrizio. Io ritengo che la settimana prossima o quell'altra, come succede spesso in Italia, ci sarà una fragorosa retromarcia e diranno: ragazzi, abbiamo scherzato, il Green Pass non funziona, quello che volevamo ottenere, cioè che la gente si vaccinasse, lo zoccolo duro dei Novax ci sarà anche se fate 8 obblighi vaccinali, ci sarà sempre gente che non si vaccina in Italia, ma non per la paura del vaccino, ma perché è una questione ideologica, una questione personale. Perfetto. Per cui verrà fuori un casino e faranno retromarcia, come è successo in 1000 altre cose in questo disastrato paese. Chiedere di essere sintetico a Cesare è sempre un piacere. No, ma è stato chiaro, ha detto che il Green Pass verrà tolto perché il governo si ravvederà. Secondo lei, Bertì, cosa succederà e cosa si potrà fare da venerdì? Dico questo perché domani dopodomani, che le aziende andranno tutte in fibrillazione, perché questo sistema qua non può reggere assolutamente, quindi ne vedremo delle belle. Io sono convinto anch'io che il governo dovrà rivedere assolutamente queste regole, perché non funzionano. È una soluzione che non ho detto prima, c'è un numero molto folto di lavoratori, se non sbaglio 200.000 ancora o giù di lì, che sta ancora aspettando la prima dose. Velocizziamo lì, secondo me facciamo anche una settimana di open days e in questa maniera qui aumentiamo le vaccinazioni e sicuramente ci sarà una minore richiesta di tamponi. Sì. Nell'immediato questo penso sia la soluzione più adatta. Però quelli che non hanno il Green Pass devono andare a lavorare. Dobbiamo risolvere quel problema. Ma quella forbice piccola. Il problema è il numero di tamponi che dobbiamo fare. Ci sono un numero abbondante di lavoratori che ha prenotato la prima dose. Se fa il vaccino noi riduciamo il bisogno di tamponi. Però la legge dice che quella piccola parte che sicuramente si ridurrà per via di quello che succederà col Green Pass c'è, e quindi bisogna risolvere quel problema. Come fa a risolverlo lei? Nell'immediato le ho detto, vacciniamo tutti quelli che mancano. Fabrizio, grazie. Nell'immediato vacciniamo tutti quelli che mancano alla Conte, che si sono già iscritti. Le rifaccio la domanda, però è venerdì questo e non c'è il tempo per vaccinarli, quindi?
Cosa succederà? Succederà un casino come ha detto Bertin? Sarà un problema? Cosa succederà? Che proposta dice di fare in tempi brevi? Perché è dopodomani che il Green Pass comincia a essere l'ho detto prima. Perché se parliamo poi alla fine, dopodomani c'è un casino e abbiamo parlato e non sappiamo nemmeno cosa fare. Rafforzare assolutamente l'impegno sulle vaccinazioni, come ho detto, e anche con una campagna vaccinale che funziona, e secondo me la possibilità di ampliare la validità del tampone rapido va considerata. Aldo Marturano, secondo lei? Campagna di sensibilizzazione immediata, perché la gente che resta, una grossa parte ha paura e quindi va convinta. La gratuità dei tamponi immediatamente, perché l'unica soluzione è l'obbligo vaccinale, su questo si ragiona. E secondo lei? Secondo me si può fare come si è fatto nella prima fase, quando c'erano sui tamponi, insomma c'era una risposta fiscale da questo punto di vista, e quindi andare a sostegno. Perfetto. Antonino Pipitone, secondo lei? Ma questo lo vedremo, direttore. Secondo me alcune aziende non avranno problemi perché si sono organizzati, magari non hanno il problema che... Il ragionamento si fa su chi ha problemi. Quindi chi avrà problemi, io penso, con alcune cose state dette adesso qua, io penso che il governo rimodulerà il decreto sulla base delle necessità che ci saranno. Io ribadisco, aspetterei un attimino, vediamo come vanno le cose. L'obiettivo è quello che tanti lavoratori, come sta succedendo nelle ultime settimane, continuino a vaccinarsi. Quindi chi ha dei dubbi, chi non è Novax ideologico, ma delle giuste paure, voglio dire, perché normale così, io penso che su quello bisogna lavorare. E poi ribadisco, io sono convinto che io mi fido di una persona che si chiama Draghi, una persona assolutamente straordinaria da questo punto di vista, penso che l'Italia sia fortunata ad avere questo Presidente del Consiglio, e io penso che lui su queste, lui e la sua squadra, ma sicuramente lui quello che poi fa sintesi, si farà carico delle incongruenze, delle problematiche che questo decreto probabilmente porterà. Perfetto, siamo in chiusura. Le ricordo che Cesare le ha detto 8 volte che le vuole bene questa sera in trasmissione. A me? In trasmissione io non avevo capito. Comunque, direttore, io ha detto questo, sono rimasto un po' scioccato. Grazie a Pietro Bea, grazie ad Aldo Marturano, grazie a Antonino Pipitone, grazie a Patrizio Bertì, a Bruno Cesaro e a Fabrizio Boron. Davvero grazie a tutti, vi ricordo l'appuntamento di domani alle 12:15, l'informazione di TV7 Triveneta. Buonanotte. Che tempo di finire.